scoppi, sono tutte le vernici, dei porti delle vernici, sono dei furti e prendevano fuoco, capito? Tutti saltavano per aria. Ore 12:30 a Brendola, la Bisol, ditta di vernici in via dell'Orna, si scatena l'inferno. Scoppi, bidoni che volano, le fiamme e un'enorme nuvola nero-pece che si alza alta in cielo. La colonna nera di fumo è visibile da Vicenza, da Schio ed anche il satellite immortala lo scoppio e la nuvola nera. In un attimo le fiamme avviluppano tutto ciò che le circonda, le auto dei dipendenti, i capannoni dell'azienda. Al momento sembra che nessun lavoratore sia rimasto coinvolto, ma bisognerà aspettare ancora per averne la certezza. Sul posto arrivano i vigili del fuoco da tutto il Veneto al lavoro, con oltre una ventina di automezzi e una cinquantina di uomini. Il calore è fortissimo, le fiamme lambiscono le vicine aziende e si teme il propagarsi. Intanto si bagnano le vetrate di una delle aziende che dà proprio sull'incendio, mentre poco più in là sembra prendere vita un altro focolaio. Il vento fa il resto, alimentando la nuvola nera che potrebbe essere tossica, spingendola verso le altre aziende. Un odore acre, forte si propaga mentre le fiamme bruciano furiose. La società Autostrade chiude il tratto di autostrada da Montecchio e la Bisola è confinante, il fumo nero rende scarsa la visibilità e c'è il rischio di ulteriori esplosioni. Tutto attorno si ferma, gli operai, i lavoratori delle aziende limitrofe escono dai capannoni tra curiosità e paura, guardano preoccupati l'incendio che infuria e si sta mangiando una tra le più grosse aziende della zona. Bloccate le strade attorno, carabinieri, polizia locale sbarrano il transito. Sul posto arrivano i tecnici dell'ARPA, va loro il compito di capire il rischio e la pericolosità di quanto si è sviluppato e volato in aria. Sul posto i volontari della protezione civile allontanano i curiosi, evacuata la zona. Attenzione, attenzione! Protezione civile di Brendola, su indicazione del sindaco. A metà pomeriggio i vigili del fuoco finalmente riescono a contenere l'incendio, ma il loro lavoro è tutt'altro che terminato.